Serie B-Win. Tutti i colori della passione. A Romeo Menti si gioca la gara di andata dei play-out di Serie B-Win, Vicenza contro Empoli, primo atto di un match che dura 180 minuti. Cagni schiera un 3-4-1-2 con Pinardi dietro Maiorino e Paolucci. L'Empoli di Aglietti risponde con l'esperienza ed il fiuto del gol della coppia Maccarone-Tavano. Prima del fischio d'inizio, un minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto in Emilia. Metà dell'incasso del Menti di questa gara andrà proprio alle popolazioni colpite dal sisma. Arbitra Candussio, l'inizio del match è tutto di marca biancorossa. Al quinto Paolucci, la palla per Gavazzi che ci prova di prima intenzione, non trovando la porta di Dossena. 60 secondi più tardi si fa vedere anche l'Empoli con questa azione di Maccarone che salta due volte Brighenti, poi esplode un destro insidioso che finisce sul fondo. 2 minuti più tardi ancora Vicenza con la punizione di Gianni con Dossena che devia. Al 18esimo il cross pericoloso in area di rigore empolese con Gorzegno che disturba Gavazzi che non trova il contatto con il pallone. 2 minuti più tardi è proprio Gavazzi ad impensierire l'Empoli, discesa del centrocampista che salta tutta la difesa dell'Empoli, poi esplode il destro che finisce di poco sul fondo. Alla 27esima attacca ancora il Vicenza, buon momento questo per la squadra di casa da Pinardi per Maiorino che disorienta l'avversario, poi ci prova con il sinistro, palla alta. Alla mezz'ora l'Empoli prova a interrompere il forcing della squadra di casa con questo tiro ai 30 metri di Moro. Frison devia in calcio d'angolo, ma è sempre il Vicenza a condurre le danze. 60 secondi più tardi ci prova da fuori anche Gavazzi, attento ancora una volta a Dossena che respinge. Minuto numero 35, Paolucci, la palla da Pinardi proprio per Paolucci, il suo tiro blocca a terra Dossena senza problemi. L'ultima azione del primo tempo al 38esimo, il cross di Gavazzi con Paolucci che non riesce nella tap-in vincente, libera la difesa toscana. Con gli highlights andiamo nella ripresa. All'inizio del secondo tempo è tutta di marca toscana. Al quarto un altro tiro cross insidioso di Maccarone che per poco non sorprende Frison. Al decimo splendida fuga sulla sinistra di Saponara, la palla nel mezzo, il sinistro di prima intenzione di Maccarone che sfiora il gol. Empoli vicino al vantaggio anche al 19esimo con Saponara che serve sulla corsa Signorelli, destro al volo con Frison che manda in calcio d'angolo. Si sveglia l'Empoli che costringe il Vicenza sulla difensiva. Al 29esimo grande palla di Tavano per Maccarone che ci prova al volo, miracoloso Frison che nega la gioia del gol a Big Mac, nega il vantaggio all'Empoli. Lo riapprezziamo anche da quest'altra angolazione. Nei minuti finali entra anche Abruscato, si fa subito vedere al 48esimo in pieno recupero sinistro insidioso con Dossena che manda il pallone in calcio d'angolo. In pratica su questa azione si spegne il match. Al Menti termina 0-0, partita equilibrata con un tempo per parte. Venerdì prossimo il ritorno decisivo al Castellani di Empoli con la squadra di casa che avrà a disposizione 2 risultati su 3.